Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Vi raccontiamo invece una storia, per fortuna, in questo caso a lieto fine, la storia di 6 cuccioli abbandonati proprio nei pressi della nostra struttura, un lungo iter burocratico prima di trovare loro una sistemazione in un canile. Vediamo. Con l'arrivo dell'estate si ripresenta puntualmente il fenomeno dell'abbandono. Questi 6 cuccioli sono stati lasciati sotto questo cassonetto della spazzatura a Rende, proprio vicino alla nostra sede. L'abbandono di animali, si sa, è un reato penale, ma c'è chi continua ad infischiarsene nelle regole e così accade, come in questo caso, che ci si disfi di cucciolate indesiderate lasciandole tra i rifiuti. Non è certo un bel esempio di civiltà, ma tornando ai 6 cagnolini, i loro guaiti hanno richiamato l'attenzione di alcuni abitanti della zona, che li hanno recuperati e allontanati dalla strada mettendoli al sicuro. Sarebbero sicuramente morti là sotto, perché alzando quello e poi ribassandolo sarebbero stati schiacciati. Da ieri sera che cosa è successo? Ho fatto 1000 telefonate. Dai vigili urbani alla polizia provinciale, carabinieri, vigili del fuoco, forestale, tutti, ma se la giocano a scaricabarile. Quindi nessuno interviene? No, dicono che non possono intervenire perché ci sarà sicuramente un problema a livello regionale, quindi i canili non prendono cani e a loro volta loro non possono prenderli, non possono intervenire. Addirittura ci hanno detto che li dovevamo lasciare lì dove erano perché se li portavamo a casa diventavamo noi proprietari e quindi poi tutto si ritorceva contro di noi. Allora, che fare? Sarebbe stato meglio lasciarli sulla strada, fare finta di niente, lasciare che venissero investiti, che provocassero magari un incidente stradale? Chi li ha recuperati non se l'è proprio sentita di girarsi dall'altra parte, già perché la tutela degli animali non si fa soltanto a parole. In tarda mattinata finalmente una soluzione per questi cuccioli è stata trovata. Dopo il nostro intervento e dopo una serie di telefonate a Comune e ASP, i cagnolini sono stati prelevati dai vigili urbani e affidati alle cure del canile di Mendicino. Adesso bisogna trovare una casa per loro. Rimane però irrisolto il problema degli abbandoni e quello del sovraffollamento dei canili, senza tralasciare le difficoltà che incontrano i cittadini che trovano cucciolate come queste, già perché non sempre l'intervento delle autorità preposte è tempestivo.